non riesce il muro della Sant'Avo, punto Agricola. 4-4 e con il numero 4 al servizio Mario Resta. Nuovamente in battuta destra. Nuovamente Dario Resta in battuta. In battuta Alessio. Battuta con il numero 10 Lorenzo Scappini. Nuovamente Rizzato. Agricola, punto. Al servizio con il numero 11 Cristiano Cagliari. Nuovamente in battuta Cagliari. Battuta Appaello. Al servizio del giocatore con la vita. In battuta Arte Allan. Agricola 2000, punta.
punto agricola. Al servizio Gabriele Zanella. In battuta Francesco Scorzier. In battuta Scorzier. Infrazione, punto numero 2000. In battuta Michele Bertarello. E Davide lo vediamo subito in battuta. Sì, guarda lui qua. Lui si dà In battuta Alessio. Ancora Alessio. Palla out, punto agricola. In battuta con il numero 10 Scappini. Battuta Francesco Vezzato. Gli appassionati del volo che sono vicino alla porta sono pregati di venire qui avanti, vicino
che si apposta, ma è stato in fondo. Gli spettatori che sono alla porta sono pregati di venire più avanti, vicino qui allo spin, c'è spazio. Non abbiate timore. Si riprende in battuta Francesco Rissato. Punto Agricola 2000, 17-17, e in battuta col numero 11 Cristiano Cagliari. Agricola 2000 punto. Nuovamente Cagliari. Cambio via la squadra ospite, esce il numero 4 in battuta, buona vita. Nuovamente in battuta, buona vita. Alla chiesa del tecnico di Capri, signor Fabretto. Oggi c'è stata Arianna che si
intervento numero 3, Pettarello. Time out visto dal tecnico di casa, signor Cavaretto. Prima porta a casa uno, non vedo le due che calmare. E questa era sul gruppo, un figlio d'amore. Quasi quasi non trovo un modo di giocare che con la palla del set point.
Perché mica fisso per la mica suoi. Sta per iniziare il secondo set. In battuta agricola femminile. Agricola punta 2-2 e in battuta sempre Zanella. In battuta con il numero 11 Cristiano Cagliari.
cambio alla squadra di casa, esce Raffaello ed entra con il numero 17 Matteo Polarò, e in battuta con il numero 4 Dario Resta. Nuovamente Resta. Nuovamente Resta in battuta. Nuovamente Scappini. Agricola punta. Battuta per Tarello.
Imbattuta Zanella, scambio con il filo della squadra ospite, riesce il numero 13 Macari e rientra il numero 10 Scappini. Imbattuta Zanella. Imbattuta con Bruno Umberto Pissoli. Alla out, contro la regola di guida. Imbattuta Fabrizio Barbiato. Pallonetto, Nicola Dorina Punta. Imbattuta nuovamente Norpiato.
Domani, dopo domani, una supata. C'è una dico. Matteo Savarò, speriamo tutto in positivo, nulla di grave, speriamo. Marco! Anche perché Alessio Allegra. Di battuta per numero 10 Scappini. Nuovamente Scappini. Scappini.
autorizzato. Invece la presa di Stato punto al 2000. Nuovo cambio nella squadra ospite, esce il numero 1 Bissoli e diventa il numero 15 Tagliari. In battuta Bertarello.
Mazzaro. E in battuta Cagliari. Boni, facile, Boni, dai. E in battuta quinta. Io cano si lascio qua. Con l'uvinile stessa roba. Avanti, secondo me quando devi gestire, se avanti devi gestire la mano. Noi non ce l'ha tamburato. Io non io mai a Saia se non ti si passa. Approfittiamo di questa pausa come sempre per ricordare i prossimi appuntamenti del Volleyball Sant'Arco. Sabato prossimo 6 di aprile il campionato osserva un turno di riposo per le feste pasquali e dà spazio alla Coppa del Triveneto. Poi vi dirò il programma. Alla ripresa sabato 14 aprile del campionato il Massantaro sarà impegnato in trasferta e andrà a vedersela nella tana dei cugini del quadrifoglio Campodassero, presso il palazzetto di Fiumicello, alle ore 18:30. Ricordate, le ore 18:30 prima di cena. Gara da non perdere perché oltre ad essere un derbissimo è anche importante per il Volleyball Massantaro ai fini della classifica.
Arrivati a questo punto del campionato, speriamo anche per questa sera di dissimulare qualche punto, dopo aver ricamerato il trofeo della Coppa Veneto, pensate che da 11 anni non veniva assegnato ad una squadra della nostra provincia di Padova. Perché non tentare di rimanere agganciati ai vertici della classifica? Con una vittoria presso il Casino di Campodassimo si potrebbe entrare in zona play-off. Quanto sei Feri? No, chi serve la luce? Le squadre sono pronte per dare inizio al terzo set. È in battuta il Massartano, vediamo l'appello. Appello, ancora. Alla out punto agricola. In battuta, sul numero 2, Bonavita. Battuta nuovamente da Bonavita. Alter Barba. Ancora avanti. In battuta Scorziero.
In battuta con il numero 11, Cagliari. Agricolo 2000 punto. Battuta quinta. Alessio. Alla out, Agricolo 2000 punto. Scappini. In battuta Francesco Rizzato. Nuovamente Rizzato. Punto Agricolo 2000. In battuta Bertarello. Alla out, Agricolo 2000 punto. Come ti sei ciso, quello che è il campo. In battuta, buona vita. Cambio nella strada di casa, esce Raffaello ed entra con il numero 2 il capitano Cristiano Redovato. Nuovamente in battuta, buona vita.
infrazione, punto agricola. Ancora buona vita. Zanella. Avevi sbagliato prima. Adesso metto il punto a Nuovamente Zanella. Agregano 2000 punto. Nuovamente Zanella. Nuovamente Zanella. Non vogliamo, andiamo! Alla out, rigore punto. Cambio del team di casa, esce Alzio ed entra con numero 5 Marco Gasparini. Non si bolla, andiamo, andiamo! Nuovamente Zanella. In battuta Scorziero. Nuovamente Scorziero. Agricolo 2000 punto. Non si bolla, andiamo, andiamo, andiamo! Altro cambio.
squadra di casa. Il fuoristato è dentro Flavio Bovetto. Questo è Scorpiero e dentro con il numero 1 Eros Barbiero. E in battuta Cagliari. Allenante punto Agricola. Andiamo, cambia, andiamo! Nuovamente Cagliari. Cambio, andiamo! Il numero 4, in battuta Resta. Non riesce il numero da Sant'Aro, punto Agricola. Questo del tecnico della Catania, molto corretto. In battuta la Violetta. Cappini.
numero della Sant'Anna, numero 2000 23 per la squadra ospite, 19 per la squadra di casa, il time out scritto dal tecnico della squadra di casa. Avrete. Buona vita. Parker Balcani. Punto Agricola 2000, 24 per la squadra ospite, 20 per le Massanzane.